Il nucleo comunale pronto intervento della Protezione Civile a Montebelluna continua a dimostrare eccellenza, con un aumento del 25% delle ore di servizio gratuito rispetto al 2022. Il coordinatore Antonio Netto guida con maestria il gruppo di circa 50 volontari, confermando il ruolo centrale dell'organizzazione nella sicurezza cittadina. I dati emergono nel recente rapporto degli interventi del 2023, sottolineando il contributo non solo alla sicurezza, ma anche ad attività di assistenza e beneficenza. Attualità. Inaugurato il nuovo parco nel quartiere Farra 2000 a Feltre. L'intero progetto è stato reso possibile grazie al sostegno finanziario di un privato che ha contribuito attraverso i patti di collaborazione. Il taglio del nastro segna l'apertura di uno spazio verde che arricchirà la vita della comunità locale. Cronaca. Le autorità e la politica condannano fermamente gli atti intimidatori di stampo mafioso nel Veneto, soprattutto in relazione alle grandi opere. Maria Teresa Turetta, segretario regionale del sindacato CUB, esprime la sua forte disapprovazione riguardo al recente atto intimidatorio subito da Osvaldo Piccolotto, dipendente del comune di Bassano del Grappa ad Altivole. Piccolotto è noto per il suo impegno ecologista contro la superstrada pedemontana veneta. La condanna delle intimidazioni è stata emessa in risposta alle rivelazioni di vicenzatoday.it, che ha riportato l'incidente il 7 gennaio durante le celebrazioni dell'Epifania. Cronaca. Nella serata di lunedì 8 gennaio, attorno alle 21, un violento incendio ha colpito un caravan nel campo Rom lungo la Feltrina a Pederiva di Montebelluna. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, situato tra altri camper, prefabbricati e automobili. Il temuto rischio di un'esplosione delle bombole di gas circostanti è stato evitato grazie all'intervento tempestivo dei 3 mezzi dei vigili del fuoco che sono riusciti a limitare le fiamme impedendo che si propagassero ad altre strutture e prevenendo il pericoloso scoppio delle bombole. Fortunatamente il campo Rom, abitato da diverse famiglie, si trova in prossimità del distaccamento dei vigili del fuoco di Montebelluna, agevolando così un intervento rapido ed efficace.